I neoeletti del Movimento 5 Stelle riuniti a Roma non parlano con la stampa ed affidano alla rete, che stavolta fa cilecca con un collegamento internet che salta, la presentazione di deputati e senatori, ed il silenzio imposto da Grillo ai suoi nella capitale si ripercuote anche a Treviso. Per ora tutti zitti, anche se non si parla di governo nazionale ma di elezioni amministrative. PDL e Lega sono invece alle prese con la candidatura dell'imprenditore Massimo Zanetti, accolta con interesse dal partito di Berlusconi, che potrebbe anche appoggiarne la corsa per Cassugana. Vedremo il programma che presenterà e credo che tutti lo debbano valutare nel merito, non senza pregiudizi, anzi con tutto l'interesse che può rappresentare una soluzione che proviene dall'esterno, una proposta che proviene dall'esterno della politica organizzata. La Lega intanto, alle prese con la debacle elettorale e le faide interne, non sembra comunque disposta a rinunciare alla scelta del candidato, pur aprendo ad un tandem Gentilini-Zanetti. Un accordo con varie liste civiche abbiamo sempre detto che è il nuovo modello che vogliamo perseguire. Il problema è capire con quale formula farlo e soprattutto non rinunciare a un candidato che secondo noi non raccoglie soltanto il consenso del partito, ma anche riesce a raccogliere consenso al di fuori della società civile. Non è esclusa un'alleanza con Zanetti, però potrebbe essere anche un Gentilini sindaco con un vice Zanetti. Il Partito Democratico il candidato l'ha già scelto con le primarie e Giovanni Manildo tira dritto con un programma di rinnovamento della città basato su due parole chiave: solidarietà e competitività. Un ruolo diverso del comune, quindi capace di essere un regista di tutte le forze vive e positive che ci sono. Per troppo tempo il comune ha mancato e ha delegato ruoli fondamentali.